gicau e zerru su da badas, placida all'inero iad antendi altra gente bogiendi, e in sandus si fut incarata. I frati Vicario fuant currendi con Cacresia. Iamil Shayum fiat infatti un soru, a fosibi da cazzai digrisi, e impari atrus arabusu a Maulimpia. Placida all'inero ia pensau che si dia stravada. Pustisi fut andata a s'apposentu su e si viat incarata in su balcone. In sandusu ia Santiago Nazar ingianicau in mezzo a su sangue e su prugnu. Totu commenti a Poziu si fut istrantajau, ma parrat ancora mesu un crupau e cui mausu s'aguantà s'ammazza vendi. Ia fatto già i 100 metri su ingiriai sommu e entrai da Senigedda. Arranasciat ancora a comprendi che baniata essi prulonga passendi via, ma ci fut imbuccau anche i pigius. Poncio Lanao, sa mulleri e i 5 fillus, non si indifuanta mancu sappius, da tutto su chi fut a contessiu a 20 metri su di un soru. Zerrius, gente intendemmus, mi ha contato sa mulleri, ma pensamus che avuanta possa vesta su bispu. Fuanta comanzenda ismurzai, candiantabiu a Santiago Nazar in trendi, tutto prenu da sangue e ammazzami in mausu. Poncio Lanao mi annao, una cosa mava a smenticai, non fai da due parrai da su fraghe merda. Ma sa villa archenita all'anao, sa manna, gli ha contato che da sura sua bella fusa da sempre, su passo sicuro, sa cara a moru e spiugnedus e arrullausu. Passando avanti da sa mesa, gli ha salutato a totus con sa conca e ha sudicau per is apposentus finza sa cimbatti a sa sida patta vavasa. Attrudiusu da sa zicchi donde se usa parrausu, mi annao archenita all'anao. Zia mia, Uene Frida Marquez, fu prughendu pisci in sa praziomu, sa travata a Sarriu, e di abiu mesi scavasa da su portu, ti rendisi conca domo sua. Santiago, fillu mio, itta tensi, di ad azzerriau. Santiago Nazar di a connotta. E camanti mottu, Uene, di a torrau. Ci ad ambrunchiau in sutti muscaperi, ma si fu torrau a pasai luegusu. E affino attento su bonu grabo da s'indiscutuai su bruni da su mazzami con Sammao, mi ha contato zia mia. A Pustisi fu entrava a domo sua da Senigedda, chi via da betta dai sesi, e ci fu da ruta faccia in terra in cogina. Grazie per questa bella lettura. A questo punto non so che io devo dire una cosa, no, io la sai perché su vedo a qualcuno del pubblico che ha con qualcosa. Io so adesso libro naturalmente, delle questioni che andavo a vivo su Naisu e delle cose che appunto devo in carriera, ma che a proposito di questa scuola e questa cosa, insomma. Se vengo con un'amica che è venendo da Danimarca, è laureata in italiano e studia su sardo puro. E dunque sa ogni volta che questo ci bene lo conosco già ogni anno, no? E capita a me di girare, di andare a Logos e si intende in regione in sardo. Poi da Castia, ma questo bisogna di sardo pare che non ti vota. Eppure questione su sardo. E difatti mo già chiesto noi manca sia vergognosa, poi stavare di che sia un fenomeno di baraccone che di nanta commenti sa viccio castrangia che Cristiana Susardo, invece se è una studiosa seria e capassa, dove ma volle che e se no che una cosa può salutare e schifunti noi e poi si vai a dire commenti Susardo e sti stimao fora sa de Sardegna puro e commenti sia un noso invece se, che a volte sa non da stimao su questa lingua nostra. Pensando all'one, Elisabeth Olesen, che ho l'inato su Wedus e questi amici di Sarda la costa da San Mese. Saluti a tutti. Beh, c'è di brevi appunto. Nulla è a Pulligi de pure sa traduzione de Ivo e mi pare di uno travallo bello politico adesso. Altra cosa no. Poi mai no. Che ci fu ti preguntas a me, mi potevo preguntare a Pustisi, no? La cosa su a... A chi ne ho le di intervenni? C'è
c'è stata una cosa che lo è a Maria Grazia. Saluto a tutti, sono Maria Grazia Bugeddu e ovviamente due cose. Ho frequentato 3 anni sul corso di lingua sarda e dunque mi vai pregemeda che o canno sta prolocco ha pensato bene di vai queste presentate in lingua sarda. Certo, non è cosa di ogni dì a presentare un libro in lingua sarda, no? Come ti hanno vivo, è una cosa rara. E ti apollinai, i protagonisti di questa rassegna sono tre, dunque, i operas, i scrittori e prodotti in lingua sarda. In sa prima presentata, perché adesso ci vuoi pure la prima presentata, ha pubblicato la lingua sarda maneggiata nei momenti di pregio e di descanso, per mezzo delle commedie, che ci deu tutti ironizzano la vita di ogni dì. A volte usano, quando questionano su sardo, no? De ogni dì, lo questionano ai commenti, lo questionano sul mercato, in piazza, questo è un modo, in piazza del municipio, andando a Cresia, torrendi di Cresia, andando a un interro, gli hanno Gigi Datti e sa trotta, no? E un pochetto pare che gli ha donato vinza un pochetto fastidio questo fatto che di questa questionata pago delicata in terreni un motto, no? In tutterro, però poi ci ho pensato, sinceramente a me pure un pochetto mi ha donato fastidio, però poi ci ho pensato, no, ma d'altronde è vero. Cantottas a coade s'interro intendeoso gallincuno cussus che non funti coinvoltus in sa tristura che si onendi da sa vesta de sa notte innanti o de sa vesta che anta deppi vai a sun crasi oppure mancai tragallenda su monta tutto, è vero che succede. È un modo di usare sa lingua e questo modo da uso in ogni lingua come intannau Ivo prima. È normale. D'altronde, se italiano puro, non è che se italiano intende ogni dia e se italiano de Dante. Basta da ascoltare questa televisione e gente in meta adesso televisione a lutta di a mangiare a Maria, ma non è che intende tornare questa lingua de Dante, no? Certo, in momento di pregio, di descanso, i barzellettas, di voi domauso, no, esistono in ogni lingua. E poi si deve spantare, scetti, quando si intende in sardo, magari, in momento, che dove, serios, no? E questa lingua è importante in qualsiasi modo ben utilizzata, usata. Chi pensava a chi aveva prima del noso in Sardegna, prima che gli italiani avessi di arrivare in Sardegna, mica i parenti nostri sono naranta sceti barzellettas o mutteo, cantanta muttettos, variano tua vita normale, dignitosa, traballanta, commenti tutto su traballante in moi, e in sardo si chiestiona di amori. Sì, pregata in sardo, non penso che questo Dio non ascoltava questa preghiera in sardo, no, fu questa lingua in soro, no? Questa lingua nostra. Si traballata e quindi si questionata di economia, si faceva commercio, si commerciata, che si sia a traballo vestiti, si facevano i contratti, si facevano tutto un sardo. No? Si questionava di politica, ci fu su sindaco, ci fu sul re, che tutto che sia da. Si questionava in sardo e dunque ogni lingua ha sa dignità di cosa sua. Chi esiste a qualunque cosa è servita e streviti.